Il metodo che utilizzeremo sarà, diciamo, basato su lavorerà su due binari, camminerà su due binari. Un binario dedicato alla tecnica. Io non, è un discorso molto delicato che adesso entriamo, oggi ne approfittiamo proprio di questo per capire, come lavorare sulla lettura espressiva. Il dato tecnico è un dato importantissimo per chiunque si accinga a utilizzare la voce e la sua espressione per traghettare emozioni attraverso un testo. È fondamentale. La tecnica a volte, diciamo, aiuta, il portato emotivo della persona. Nessun portato emotivo della persona non aiuta la tecnica a venire fuori, questo è chiaro. Quindi significa, diciamo, che entrambe le cose lavorano su un unico binario, paradossalmente, ma secondo il mio punto di vista vanno esercitate, su due binari diversi, cioè la tecnica è una cosa, ossessiva, importante, determinante per costruire una vocalità e una fonetica, adatte a trasferire emozioni. Poi, quando le emozioni, ci sono, eh, si poggeranno sulla garanzia di un apparato fonatorio allenato a trasferire pause dense di significato, silenzi udibili, garanzia di pensiero dietro ogni passaggio che io dedico attraverso il mio eloquio. Chiaramente questo, determina molte variabili, cioè è determinato da molte variabili, cioè dal grado di concentrazione della persona, dal grado di cultura della persona, dalla qualità delle sue letture, dalla qualità del suo vissuto, dalla qualità delle sue emozioni. Per qualità intendo non che ci sia una qualità delle emozioni, ma da come maneggia le sue emozioni, dalle inibizioni che abbiamo strutturato nel corso del tempo, dal recupero di un respiro che progressivamente, a partire dall'età di 14 anni, si incastra dentro una devianza necessaria e quindi una consapevolezza del corpo. Sono tutte cose che noi, chiaramente, qui dico, il mezzo tecnologico non deve esserci d'ostacolo, nel senso che molte delle cose che vi dirò vanno lavorate ed esercitate per poter, avere la garanzia che queste portino a qualche risultato, no? Nella messa in voce dei nostri pensieri. Perché altrimenti diciamo, complicato, pensarsi nella misura di un attore, di colui che agisce sulle parole e le fa diventare, altro rispetto a quello che sono. In realtà siamo di fronte, già nel titolo, lettura espressiva emozionale, ad un ossimoro, tremendo. Ossimoro perché? Perché la lettura è la codificazione di un segno, no? Tanto qui, come dire, abbiamo persone, ma adesso vi voglio conoscere meglio, ma l'intuito mi dice persone, molto attente a queste dinamiche della linguistica e io non sono nessuno per dire alcune cose, però, sento, come dire, la padronanza, di questa dicotomia, di questo ossimoro e quindi l'ho praticato, continuo a praticarlo, cioè tento di avere, di produrmi gli strumenti tecnici ed emotivi necessari per, allontanarmi sempre di più dalla lettura e diventare colui che agisce sulla parola e la fa diventare altro, la fa diventare un grimaldello che apre a mondi, a visioni, ehm,
a espressioni diverse. La lettura è la codificazione, dicevo, di un segno. E quindi noi potremmo fare una piccola distinzione fra una lettura che è di un dato storico, cioè di quello che c'è scritto sul foglio. Noi invece siamo portatori di miti. Provate a immaginare di navigare dentro il mare placido, del Mar Mediterraneo e avvicinarvi alle colonne d'Ercole, che non esistono, ma tutti ce le siamo almeno immaginate una volta. Ecco, dentro il mare placido e dentro il Mar Mediterraneo abbiamo la sensazione di avere gli strumenti necessari per condurre una lettura più o meno confortevole, comoda, fatta, diciamo, una buona lettura. Quando varchiamo le colonne d'Ercole troviamo il luogo del mito, cioè troviamo il luogo nel quale invece navigano le tempeste delle emozioni. E la tempesta delle emozioni ci dà il segnale che nel Mar Mediterraneo siamo dentro una civilizzazione della nostra lettura. Nell'oceano invece siamo in balia delle onde emotive e quindi siamo senza il controllo. La tecnica che imparo a utilizzare mi serve a perdere il controllo consapevolmente, a lavorare sulle onde, a infrangermi nelle onde senza perdere il controllo della nave, ma cavalcandole e rovesciandomi se è necessario. Quindi aprendo varchi su abissi che rilevano nel pubblico la capacità di essere attenzionato a quello che sto dicendo, e cioè la capacità che ho di portarli con me nell'abisso emotivo che sono riuscito a costruire attraverso l'utilizzo fluente, preciso, consapevole del mezzo espressivo che è la voce. Noi siamo un po' come i direttori d'orchestra che chiudono gli occhi e sanno che sulla sinistra deve a un certo punto entrare un violino. Se l'aspettano, controllano quell'espressione, la maneggiano. Siamo i sommelier che chiudono gli occhi e assaporano l'immensa gradevolezza di un odore e di un sapore. Lavoriamo sul sensoriale, sull'onomatopeica delle parole, cioè affrontiamo della parola tutto ciò che la parola da sola, scritta nero su bianco, non dice. È proprio lì che sta il senso, diciamo, dell'accostamento che noi utilizziamo dicendo lettura espressiva e emozionale. Perché le emozioni sono un'azione, se vogliamo, diciamo, andare fuori dall'etimologia, sono un movimento sanguigno, sono un guizzo del sangue, sono un movimento incontrollato, no? E quindi abbiamo bisogno, come dire, di essere atleti del cuore, dico io, ma insomma, questo per far contenere dentro tutta una serie di capacità che con l'esercizio l'attore riesce a manipolare.